Inizia la stagione del Tommaso Grassi Award 2024 del Super Frustino. Sono 10 guidatori e cavalli al via, guidatori che si sfideranno nelle prossime 5 prove per i 2 posti in finale. All'1 Furia Light, Carmine Piscoglio, 2 Fatima Daghi, Ferdinando Minopoli, 3 Fauna Jet, Marco Volpato, 4 Fringuella Jet, Manuel Pistone, 5 Fenestrel Font, Tommaso Gambino, 6 Fredonia Spav, Salvatore Luongo. In seconda fila 7 Fever 3F, Vincenzo D'Alessandro, 8 Fuera, Max Castaldo, 9 Fabres dei Grepi, Crescenzo Maioni, 10 Fangio Cor, Francesco Tufano. Partiti. Galoppa Fringuella Jet, prova ad andare davanti Fatima Daghi con al suo esterno Fauna Jet. Fatima Daghi che difende la posizione interna rispetto a Fauna Jet e si mantiene al comando. Poi parte bene dalla seconda fila Fuera, in corda c'è Furia Light che precede Fever 3F, mentre la seconda pariglia la va a fare Fabres dei Grepi in anticipo su Fangio Cor. 15,3 per i primi 200 metri di corsa. All'avanguardia Fatima Daghi che ha preso la testa e prova a non mollarla, sposta ora Fabres dei Greppi con decisione dalla seconda pariglia, punta in avanti dopo 400 metri in 31,2 e ottiene strada da Fatima Daghi. E così Fabres dei Greppi se la gioca davanti dopo 500 metri, all'esterno avanza Fangio Cor. Primi 600 metri passati in 46,7. Fabres dei Greppi al comando, Fangio Cor al suo esterno, in corda rimane Fatima Daghi che precede Fauna Jet, seconda pariglia per Fenestrel Font che è avanti a Fever 3F dopo 800 metri di corsa passati in 1,1,4. Fabres dei Greppi e Fangio Cor alle prese, Fenestrel Font che segue le mosse di Fangio Cor, in corda perde qualche battuta Fatima Daghi, rimane in terza pariglia sempre Fever numero 3F. 1 Furia Light squalificato. La piegata 1,16,3 1000 di gara, accelera Fabres dei Greppi per mettere in difficoltà Fangio Cor. Fenestrel Font in terza posizione, muove dalla quarta con maggior decisione ora Fever 3F, mentre provano ad avvicinarsi anche gli altri. 1,39 3/4 di miglio, Fabres dei Greppi in vantaggio, Fangio Cor torna a spostare sul rivale e prova a dargli l'attacco. 3 Fauna Jet squalificato. Quindi ancora Furia Light all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, in vantaggio Fabres dei Greppi che sbaglia, passa così Fangio Cor in netto vantaggio, Fenestrel Font che prova a rimontare a centropista Fuera insieme a Fever 3F, Fangio Cor che nel finale vince facile nei confronti di Fuera al terzo Fever 3F. 30,5 ad arrivare, 1,16,2 il ragguaglio cronometrico per il successo di Fangio Cor. Francesco Tufano in salchi per Salvatore Valentino, i colori di Cristian Venturelli. La terza vittoria nelle ultime 4 uscite per il figlio di Adrian Chip che da cavallo superiore si impone in percorso esterno, porta bottino pieno a Francesco Tufano che vince questa prima manche del Tommaso Grassi Award, al secondo Max Castaldo, al terzo Vincenzo D'Alessandro.